Almeno così ce l'abbiamo anche su YouTube. Spero solo che si colleghi qualcuno, anche perché ho rifatto tutti i valori per quanto riguarda audio e cose varie. Quindi ci dobbiamo soltanto un attimino regolare. Allora, qui il ducking c'è. Quindi se parlo si abbassa. Allora, Gianmarco, hanno letteralmente tradotto il più possibile la 2.0, quindi un ringraziamento particolare a Vox Italica per averci permesso di portare il titolo in una maniera anche più comprensibile per gli altri. Grazie Dante. Allora, sembra che stia tenendo tutto. Noi mettiamo la chat. Allora, e facciamo il gioco. Con un nuovo salvataggio. Inizia una nuova partita. Modalità avventura o modalità storia, Gianmarco? Modalità avventura e okay, modalità storia. Vabbè, avventura. Quindi, modalità avventura. Pensavo fosse una cosa di... Ok, questo mo aspetta, c'è un problema. Ah no, devi scegliere yes o no. Dobbiamo fare... Metto la prima. Sì, è più lungo. To, sembra, quindi forse ci sono to, più lungo, più cose. Allora. Camera di Sam. E Toy Story è diventato, va bene. Allora, l'impavido scudiero sta caricando un po', quindi un po' di laghettino ci sta. Allora. Once upon a time, there was a plucky squire named Jot. Ciao Jot. Jot lived in the land of Mojo, a land of creativity. Mojo was ruled by the gentle queen Chroma. Ok. He defended the land from the nefarious sorcerer, Humgrump, Malgrugno, va bene. which everyone very much appreciated. Good lad, well done, cracking. Tutti molto felici. Vabbè. Jot was also a writer and would Come Alan Wake. transcribe his many adventures in book form. These tales were avidly read by all the people of the land, who found them quite gripping. Jot awoke one fine morning and pluckily leapt from his bed. From afar, he could hear some rather exciting music. He got dressed and went to investigate. Chapter 1. Some serious beeswax. Lo scomiela a fare. Allora. E fino a qua ci siamo. Allora, ho fatto un po' di laghettini durante il caricamento. Non penso siano altri problemi. Allora, da dove... La musica era davvero assordante. Abbiamo il vicino che è un trapper, quindi... Sì. Salve, mi scusi, Tony è... lui. Sei tu? Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere. Jot's close Buon friend. mago Barbaluna. È anche il nostro mentore. Vai. Ah, Jot, my lad, he exclaimed. I'm on a roll here, traveling to new musical realms. Since you're here, lad, I have a small favor to ask. Favore da chiedere. Wax. I need more wax, lad, to press more records, you know. Va bene. Vabbè, perché no? Would you go to Honey Peak and get some wax from Benny B? E qual è il problema? Pip here will accompany you. Ciao Pip. Vabbè, andiamo. Una mini avventura, evviva. Tu ti occuperai dei goblin e io riporterò la cera qui per te. Vabbè. Oh, sì, ci saranno i goblin. Nessun problema per te, vero Yacht? L'ingresso del bosco lo stava aspettando. Yacht, Yacht. Yacht è la barca. Sì, effettivamente sì. Ma lo leggi con X attacchi. E vabbè. E fino a qua ci siamo. Ok, quindi saranno
Vabbè, A questo punto, dai, abbiamo capito. Tocca distruggere tutto. ci sono dei goblin più avanti. Ah, Con B lanci le cose. Ah no, rotoli. Rose. Ok, c'è anche un po' di schivata. Sì. Una strada segreta così la Sì, si esce. sì. Non so subito, non penso. No. Però abbiamo trovato un cancello. Il cancello si spalancò per l'impavido scudiero. E io a questo punto. Era nascosto, logica. Questo dovrebbe essere. Honey Peak. No, era questo. Ok. prima. Quindi c'è un'altra strada a destra. Allora, il riame è bello grosso. Picco del miele. Va bene. Picco dei paperi. Leggi, con A si salta. Ecco qua. L'impavido scudiero avanzò saltando agilmente. Via. Now this looked really quite precarious. Fece un respiro profondo e infine saltò. Ci sono anche parti un pochino più platform, quindi c'è un po' di tutto. Da quello che ho sentito molti si sono lamentati di questo titolo e non è piacente. Non Io sono caduto giù Sì, per un vabbè. attacco, va bene, errore mio. Vediamo se. Ecco qua. Ah, la cima del picco del miele. Di Picco del Miele. La vista è incredibile. Però io ho visto uno grosso in fondo. Quel gufo laggiù è proprio gigantesco. Quella è la torre del Tomo. Salve signor Tomo. Vabbè. Andiamo avanti. Mi scusi, Tasso del miele. Quello è un tasso del miele. Sta mangiando il miele di Benny Lape. Oh no. Stai allerta, Giotto. Un tasso del miele affamato può essere davvero scontroso. Scusi, mi dà del miele per piacere. Ho capito, ma che cazzo di arrabbia a fare? Oh cavolo, ci siamo. Che su- The honey badger seemed rather annoyed. Jot prepared for a dust-up. Ma che cazzo? È diventato punch out. Diretto, gancio. Ah no, schivati là. Dai, suggerimenti dove sta. Vai, vai. Aglia. Mancato. Vai. Aglia, aglia, aglia. No, no, avevo schivato. Aspetta, devo capire bene il tempo della schivata. Suca. 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 Aglia. Suca. Suca. Prendi i cazzotti. Prendi i cazzotti. I cazzotti prendi. No, aglia. Suca. Suca. No. Suca, suca. Mancato. Ti ho stordito di nuovo, vai. Vai, vai così. Ma non mai giusto. Vai così. Vai, sì, sì, menalo, menalo. Suca. Oh no, ho sbagliato lato. Oh no, ho sbagliato lato di nuovo. Aglia. Dato. Mamma che ceppola. Vai, 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 vai. Dato. Ok. Vabbè.
Siamo diventati... pensavo che No, c'era va questo bene, physique va bene. du roll su- Va benissimo, va benissimo. Was bested. Mine? È tornato Ma normale. che so, le mine dov'è? Triumphant. Che bello tornare nell'alveare. Grazie davvero, Gio. Mi hai fatto un grosso favore. Quel tasso del miele stava banchettando con la mia cera. Comunque, amici, cosa vi porta fin qui? Ci manda Barbaluna, Benny. Gli farebbe comodo un po' di quella cera se ti avanza. Certo, Pippo, amico mio. Vi devo un favore, ecco qui. A posto. Abbiamo preso la cera. Meno male. Oggi mi saluti, calma. Quello è un attimo e l'ho finita, valla a prendere altrove. Cos'è tutta questa oscurità minacciosa? Infatti io pensavo, cioè, no. Oh no. Oh no. Risata diabolica. È il giusto, sì. È il cattivo. Oh no. Un cazzi. È successo tante cose. Dove siamo andati a finire adesso? They fell. It was time to confer with Moonbeard. Ebbene sì, si tratta di Malgrugno. Quel tipo è sempre alle prese con qualche perfido inganno. C'è qualcosa di piuttosto insolito nella magia che ha utilizzato. E non è così che dovrebbe andare la storia, sai? Questo vuol dire che... non importa. Questo è un compito per l'impavido scudiero, Gio. Malgrugno si trova a Torre del Tomo. Non ce ne Vai ho lì accorto. e assicurati che quell'infido imbroglione non causi altri problemi. Ciao. Chi è mo? Salve. O chi tu sei? Salve a It was te. Violet. Era Viola. Era viola. Ciao Viola, tu fai la magia. Witch with a love of art. And Jot's childhood friend. Va bene. Ehi Jot, si tratta di un altro problema causato da Malgrugno, vero? Barbaluna mi ha messa al corrente. Il viscido mago si trova a Torre del Tomo. Recatevi lì e mettete fine alle malefatte di Malgrugno. Io esaminerò quella strana magia verde e mangerò una ciambella, ma questo è irrilevante. Vabbè, però aiuta. A più tardi. Arrivederci e buona fortuna. Anche se non ne avrei bisogno, Jot. Ed è diventato a tutto schermo. Non ti mentirò, sono entusiasta di poter vedere l'impavido scudiero in azione. Pam! Fai strada, Jot. Va bene. Ok, è tornato così. Allora. Adesso Torre Ah, del ok. Tomo. Sopra torniamo al punto di prima. Esatto. Quindi adesso non potevamo andare comunque. Ok, va bene. Posso abbattere gli alberi? No. E così l'impavido scudiero si diresse verso Torre del Tomo. Topolino. Oh, aspetta. C'è qualcosa qui. Che cosa ho trovato? Hai ottenuto una nuova opera d'arte. Premi X per vederla in galleria. Ok, un concept art. Ok. Ah, ok, che cazzo? Un bagliore nei suoi occhi. No. Noi siamo fieri. Anche in combattimento. Fierissimo, proprio fieri. C'è un problema. Allora. Ah, Ma ok. che? Sono le parole. Prendiamo cancello. Cancello. Il cancello. Sì. Sì. Dobbiamo trovare. Apri. Scusate che stavate dormendo, ma avevate la parola e ci serviva. Apri. Il apri si cancella. Quello di volevo colpo. provare a fare. Aspetta. Aspetta. No, peccato. Speravo facesse qualcosa di anomalo. Cancello. Sì. Apri di colpo. È diventato Alan Wake. Benissimo. Geniale. Te la cavi sempre bene con le parole, Giotto.
slot, mica sono fesso. Scusa. Sto gioco, piuttosto. C'è un... Sì. Salve. Saluti impavidi guerrieri. Il mio nome è Martina, piacere di conoscervi. Voi avventurieri abbattete i nemici, mentre io abbatto i prezzi. Lasciate che vi mostri la mia merce in vendita. Allora, distintivo del lancio spada. Lancia la tua spada per attaccare i nemici o recuperare gli oggetti a distanza. Si prende su. A posto. Premi RT per lanciare la tua spada. Premi di nuovo per recuperarla. Vuoi provare questa mossa? Sì. Faccelo. Salve. La prendare. Campo di Pokémon? Bene, è il momento di esercitarsi nel lancio della spada, Gio. Allenamento completato. Va bene, ben fatto. Se vuoi continuare ad allenarti, controlla la bacheca. In caso contrario, puoi recarti all'uscita a fondo pagina. Arrivederci. Sono un piacere di farlo. È stato bello fare la vostra conoscenza. Assicuratevi di tornare a farmi visita. La prossima volta che ci incontreremo avrò nuovi articoli. Continuate a proteggere il reame dei malaffari. E i miei affari vi proteggeranno dai malacquisti. A presto, impavidi guerrieri. Grazie. Vabbè. Oh, così vedi, si fa anche più presto. Sì, e si attacca comunque. Sì. E la devo richiamare, ok. Kratos, sei tu? Blocca l'ascia? Luca. Ok. Non c'è nient'altro. Salve. Oh! Che cosa sei? Che cosa sei tu? Hai trovato un passerotto perduto. Bello. Tornerà nella sua terra. Questo è Passerotto. simpatico, hanno tradotto simpatico. Vabbè. Salve. Bene, eccoci, quel misterioso e antico gufo. Tutta la conoscenza di Mojo dovrebbe essere conservata lì, sai? Ehi, non credo che il terreno dovrebbe fare così. Ma neanche io. Problema. Oh, bother. Chapter 2 Tome Tower. Ok. Our heroes hung on to the cliff's edge by their fingernails when suddenly Potere della magia. they were grabbed Chapter. and hoisted up. By whom? By Lui è il Junpei della situazione, da Crash. Ok, a posto, fatto. Thrash was a mountain troll, Ok, così. Lui è quello duro. George and Violet's childhood friend. The trio had not been together for quite a while, and so were very happy to be reunited. Crash, oh amico, ci hai letteralmente salvato la pelle. Siamo così felici di vederti. Il trio dei guai è di nuovo riunito. Va bene, va bene. Sono felicissimo di avervi trovati, ragazzi. Appena iniziato tutto quel trambusto sono andato a cercare Barbaluna. Mi ha riferito che entrambi eravate diretti al Torre del Tomo. Ho pensato di potervi essere d'aiuto lungo il cammino. Il sentiero è distrutto, vero? Beh, c'è di più di una strada per Torre del Tomo. Scendiamo a valle. Dai. Andiamo a valle. Giustamente. Tettati nel burrone, non si dice io po'. Va bene. Siamo piuttosto in alto, no? Beh, se c'è qualcuno che può farci strada è proprio Crash. Andiamo. Se l'ha fatto un motivo strano. Stavo per dirlo, dai, un minigioco di discesa.
stare attenti alle rocce. E noi andiamo di qua. Andiamo di qua. Lei mi dice una cosa a me, io dico una cosa a lei. Mi sembra normale. Ah! Eccolo. A posto. Fatto direttamente. Sì, Io ho sì, detto sì. sì. Poi c'è mia nipote a casa, quindi. Ragazzi, Vabbè. grande divertimento come sempre. È la discesa, amico. Godol. Ok. Siete scesi da quel dirupo con uno stile impeccabile. Ve la siete cavata bene, ragazzi. Tu credi? Mi sentivo piuttosto elegante, quasi come un coniglio di montagna. Beh, ora che siamo scesi a valle sarebbe meglio andare a Torre del Tomo. Fai strada, impavido scudiero. Io rompo un po' di cose perché a questo punto abbiamo visto che le lampadine servono. Sono la valuta quanto importante. Qui cadono ancora pietre e stanno uscendo fuori. Guarda quei massi che rimbalzano, stanno svanendo nel nulla. Molto Sì. C'ha la mamma in camera, ma dove cazzo va mio figlio con tutte queste pietre qua in camera? Cosa ci farà? Mio figlio è un drogato. Verso Torre del Tomo. Allora, salve. Un toro. Sembra infuriato. Ottimo. Nessuno di noi veste di rosso. Più. Ehi, Giotto è vestito di rosso. È rosso? Credo sia una tonalità di rosso. Più cremesi che scarlatto. Non penso che i tori siano così esigenti. Si è fermato. Si è fermato. Con la violenza si ferma. Si è fermato. Allora, sopra c'è una pergamena nascosta. E noi la prendiamo. E questo è il concept del personaggio. Allora, già ci serve una chiave a quanto pare. C'è un mini mago piccolino. Salve mago. Un attimo, ma quello non è Barbalù. È molto più piccolo. Oh, non è Barbaluna, Crash. È Barbalunetto. È tipo una versione rimpicciolita di Barbaluna. Di solito si trova a casa di Barbaluna ad aiutarlo con vari incarichi. A quanto pare oggi è in giro. E Barbalunetto, cosa bolle in pentola? Qua ci vuole la voce da silente da parte tua. Che ce la fai. Qua ci vuole. Però deve essere anche un piccolo silente, capito? No, prego, elabori, elabori. Con tranquillità, vai. Avrete bisogno di una chiave se volete proseguire. Andate verso destra. Potreste trovarne una. Consiglio gratuito dal buon vecchio Barballetto. Se lo metti nel culo faccio un dispetto. Non credo fosse questo il suo significato, vero? Grazie Barbalunetto, un tipo davvero utile. Sai, se sei bloccato in qualche punto e trovi Barbalunetto nei paraggi, vale sempre la pena chiedergli aiuto. Ha un sacco di risposte. Vabbè. Intanto mi ciullo un po' di cose qua perché è un peccato, capito? Si chiama Lux. Allora.
Ok, abbiamo preso un po' di cose. Salve. Salta. Oh no, oh no. Oh cacchio, ho preso la spada. Ritorna. A me! Cuca. Leviatano! A posto. Vede giustamente si abbassa. Allora. Vediamo un po'. Un po' di chiave. Aspetta però. Non sia mai che lasciamo qualcosa. Allora. Salve ragazzi, ho preso la chiave. E venite per mettere chiave? Sì, così ce l'avresti fatte. Grazie, Barbadunetto. Pallonetto. Vedo che nasconde un paio di cosine qua. Qui. Oh, oh, no, 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 no. Ho preso un botto. Qua un bel po'. La chiave. C'era una foresta isolata. Oh no, c'è un turbogatto. Ah, salute viandanti. Il mio nome è Topsy. Ehi, Topsy! Vedo che siete nel bel mezzo di una missione. Beh, Topsy può essere in grado di aiutarvi, ma forse prima c'è qualcosa in cui voi potreste aiutarmi. Ecco, Cacato nel puzzong. ciao Francesco. Francesco, come si sente la mia voce, la voce in live? Ho fatto una pulizia ad OBS e ho risettato di nuovo tutto dall'inizio. Se c'è qualcosa di sgravo me lo fai notare, amico caro. Tutto. Perfetto. Grazie Francescone. Ovvero la mia pancia Sì. è vuota. Ho lasciato i miei biscotti qui da qualche parte, ecco. E il paesaggio sembra essere cambiato in qualche modo. Ecco perché i miei biscotti sono andati, perduti. Un gatto non dovrebbe mai essere separato dai suoi biscotti. Li troveremo per te, Topsy. Oh, sarebbe straordinariamente utile. Piccolo consiglio? C'è una parola in quella frase, proprio lì, che potrebbe essere la chiave di tutte queste stranezze che cambiano il paesaggio. Potresti identificare quale parola sta causando tutto questo danno, dandole un bel colpo? Ha detto Francesco, ho fatto spesa su GOG. Che cosa hai preso? Dici un po', Francesconer. Ok, quindi se io tolgo foresta. L'ho colpito. Difatti l'ho tolto. Mo rimettilo. Che altro devo togliere? L'energia verde l'hai tolta. C'era una isolata. Aspetta, aspetta. Aspetta. Ah, Allora, intanto noi esploriamo e ci prendiamo un po' di bonus e varie. Ok, Luca. Aspetta. Ah, ok, aspetta, aspetta. Aspetta. allora, Deus Ex God Edition. Port Royale 2, Roller Coaster Tycoon 2, Freedom Force vs Third Reich, Hogs of War, Bello. Patrician 1+2 e Mega Dimension Neptunia. Minchia, quanto hai pagato il tutto, Francesco? Secondo me è proprio un cazzo, ho questa sensazione. Fatto secondo me ottimi affari. Diciamo, oggi. c'era una rovina isolata. Ecco qua. 12 euro. Beh, direi perfetto, Francescone. E come disse anche Tom Riddle, silente non cercare se nel culo non lo vuoi pigliare. Non mi sembra ci Lo fosse disse questa. una volta. Ah, ok, vabbè, quando siete eravamo a no... scuola. Non ricordo quella pagina del libro allora. Sì, ho fatto senza buco. Credo che se ti scappa. Ti va dentro il buco, Harry. Hai detto il Ricordavo bene allora. Eccomi là, guarda, mi sono lì. Quindi noi adesso portiamo questo qua. Poi se noi cambiamo la parola, facciamo una foresta. Glomcia.
Che lingua è? Cos'è, Francesco? È un personaggio di qualcosa. Uno Sgrodel, che cos'è? No, allora, vai. Che lo metto qua. Ho un po' di Sgrodel dietro. Questo lo togli. E lo butti qua. Allora, quindi posso pensare di spingerlo un altro po' di qua. Così dovrebbe liberare il passaggio. La prova del Gom Jabbar è un test che si fanno gli A-Traders su Dune per testare la volontà del pretendente. Ok, e adesso Francesco, che cosa c'entra questa parola nel nostro contesto? Cioè, perché l'hai detta? Che forse vuole dimostrare la tua volontà, mettiamola così. Ma è Gom Jabbar, quindi ha sbagliato a scrivere. Errore di battitura veloce. Anche i migliori sbagliano. Sì, come quando mette nomi e cognomi nei video. Lascia fare. Dettagli. Fegatelli. Fegatelli. Vabbè, sono goliardi. Ecco qua, preso i biscotti. I miei biscotti, quanto sognavo questo momento, viaggiatori. Avete i miei più sinceri ringraziamenti. La sola vista di questo spuntino mi mette un sorriso in volto. Caccia la chiave. Ah, ce l'avevi sotto la chiave, era a pancia all'aria. Questa terra è piena di enigmi e inganni. Ricordate sempre, a volte le cose non sono quello che sembrano. Quando rimanete bloccati, provate a vedere le cose da un'angolazione diversa. Buona fortuna, salvatori di biscotti. Vabbè. Anche il passo di Tekken è stato comprato. Bravo. Bravissimo. Ho fatto shopping oggi, bravo Francesco. Hai fatto bene, bravo. Spendi quei soldi. Sarà preso pure Assassin's Creed, se lo sarà preordinato, sì. Facile giocare Clive. No, quello lo voglio provare anche io. Dopo la scorsa estate con Tekken, per tutta l'estate. Lo vogliamo invitare? Vogliamo dire sì, Golbat qui. Invece che stai facendo tu in questo momento? No, a parte che non ho Discord settato. E poi non c'è Discord, però vabbè. Anche perché lo devo mettere dopo insieme a Ma che Marvel. cosa stai facendo, Francesco? Dici un po', mentre diamo un'occhiata alla sua selezione. Faccio distintivo dell'attacco rotante. Oh, Smolderone! Bonsoir, Smolder. Smolderone. Allora, distintivo attacco rotante. E dell'attacco rotante alla Link Attacco proprio. rotante. Distintivo dell'attacco con salto. Bello. Intanto potenziamento danni spada 1. Sì, Aumenti i danni sì. della spada di Jot. Buono per tutti gli attacchi con la spada. Tutta Si lì. prende. Sì. A sto punto. E poi dobbiamo sbloccare questi qua. Sto strappando le gonadi ai Che sono i fluttuanti? Non sto capendo. Non so, Francesco, che lingua sta parlando. Allora, mo noi facciamo più danno. E già sta cosa è buona. Vabbè, questo vedi, non sono un po' contento. Ah, è vero. Mi sono accorciato. Tu hai chiesto ed io ho Stopped risposto. in their tracks. There, on the horizon, loomed Toad Tower. Torre del topo. Allora, c'è qualcosa sull'albero. Wow, si è fatto buio all'improvviso. C'è della magia in atto. Tutto sembra così scintillante. C'era una strana elettricità nella... Oh, Scarafaggio sul libro, vai via, Scarafaggio, vai via. Info per Elden Ring Nightfall. Ok, cosa è uscito? Vai, dici. Cosa è uscito? Cazzo. Elementi roguelite, Allora. cooperativa e battaglia reale, nessun DLC. È un gioco autonomo, storia separata in un universo parallelo, 8 caratteri prefabbricati, coppa a 3 giocatori, 2 giocatori non sono possibili. Ah, È possibile giocare in modalità giocatore singolo e offline. Esplorazione della mappa nel corso della giornata. Un cerchio mortale diventa più piccolo man mano che saccheggi e livelli.
Lotta contro il boss principale di notte e al centro del cerchio gli attacchi speciali e Defin. Penso stia mettendo altro. Quindi Però è... non ha giocato questa cosa. Perché si deve giocare per forza in 3? In 2 non andava bene. non so. C'è quest'obbligo che se io voglio giocare solo con te e non c'è nessuno, dobbiamo per forza giocare con un random. Aspettiamo un attimo pure di capirla sta cosa qua. Perché non mi è chiaro. Francesco, informati per piacere. Dato che non c'è mai un cazzo da fare. E grazie delle informazioni, Francesco. Ecco qua. Gli attacchi speciali, Momento. gli attacchi speciali e definitivi esistono, combinazioni di abilità. Il rampino è nel bello. gioco, l'equipaggiamento cambia il modo in cui si gioca il tuo personaggio. Nessun titolo a prezzo intero e nessun gioco gratuito. Nessun passaggio di battaglia, pass battaglia, eccetera. Nessun personaggio, mappa o cosmetico aggiuntivo dopo il rilascio. Gioco PvE e nessun PvP. Ok. Nessun giocatore del key. Codici di matchmaking e amici, nessuna chat vocale, i ping sono nel gioco. Ok, semplicemente senti, vuoi giocare Elden Ring con altre persone in modo un Sì. pochettino più, Solo PvE. più snello e veloce? Sì, gioca. Va bene, va Ok. bene, va bene. Grazie ancora. Oh no, stanno succedendo cazzi. Wow, fulmini tonanti. Metallo puro. Allora, penso che dei fulmini. Smolder, che si dice? Tutto bene? E qui c'è un po' di intossicamento anche perché sto sentendo in troppi lamentarsi tra The Witcher e il gioco nuovo di Naughty Dog. È un pochino esagerata Io come ho cosa. giocato capisco era occasione stancata secondo me, anche per Francesco. Vediamo. Sto chiedendo Nier Automata così mi libero un po' di spazio. Sì, sì. Infatti pure io ho 2 o 3 titoli che devo vedere di terminare perché Ma ho pochissimo poi spazio. l'hai già giocato Replicant Smolder? Perché poi se non l'hai giocato devi giocare anche questo, Mi raccomando, Smolder. No, ma Smolder si capisce che è giocatore serio, quindi penso già l'abbia preventivato di... Smolder ormai è un Replicant no, ancora non ce l'ho, poi lo prenderò. T'ho bravo detto. Smolder. Smolder è giocatore serio. Molto bello. Io mi sono divertito. Allora, vuoi buttare il sangue tu? Gettalo. No. Allora. Ecco qua. Ah, aspetta, c'è un passerotto. Ehi là. Non andare via. Hai trovato il secondo passerotto perduto. Tornerà a casa con la gioia nel suo cuoricino. È vero. Allora, sinceramente è vero che l'inizio è una bella avventura, è simpatica, è fatta con uno stile particolare. Ma perché dovete lamentarvi? Lui si è lamentato. Secondo me durerà poco, Forse dura poco. però con quello che costa, ma sinceramente che cazzo le sta? 20 euro su In questo Steam. caso sì. All'uscita quanto stava però? Ma stava comunque come prezzo budget, non era a prezzo intero. Cazzo. Ok, se gli faccio il lancio spada a mezz'aria, annullano il salto. Va bene, non so chi sia il personaggio di cui stai parlando. Ben sta. Sarà un... Io più che altro ho sentito una notizia molto divertente oggi, Che senti così? che mi ha dato comunque da riflettere. C'è questa donna in America, no? Che ha subito un problema 20 anni fa e ha accusato 3 ragazzi di averla molestata e violentata per alcune cose. E questi ragazzi sono stati in galera e hanno fatto il loro percorso. Durante una live, un podcast che è stato fatto negli ultimi giorni con lei che ha partecipato, lei ha pubblicamente detto: no, ma io 20 anni fa ho mentito, questi non mi hanno fatto niente e ho dato dichiarazioni false, mettiamola così.
Quindi sti Dai. poveri ragazzi, sì. Lei sta cosa comunque l'ha fatta tramite il carcere in cui si trova, perché negli anni poi è stata accusata per omicidio riguardo al suo ex fidanzato. Quindi Vabbè. tu con quale coscienza vai a dormire per 20 anni nella tua vita sapendo che hai fatto andare delle persone in galera che non c'entravano niente? Vabbè. Sì. Fatto un po' sorridere, un po' dire porca la puttana. Allora, salve giovani avventurieri, siete sulla via per Torre del Tomo? No, siamo sulla via per Torre del Greco. Anche. E comunque è un altro qualcosa. Esatto. Esatto. E dove siamo diretti? Fate molta attenzione, un mago oscuro si è impossessato della torre. La sua magia sta causando un pandemonio. Voglio dire, guardate questo bellissimo ponte, è completamente rovinato. È già distrutto. Esiste un altro modo per attraversare le acque? Allora, troveremo noi la soluzione. Ah, ben stare il doppiatore il motion capture. Ah, è il doppiatore di Clive, ok. Ma io l'ho Allora, giocato in ci sta. italiano, onestamente, quindi non... L'ingresso di una grotta, davvero promettente. Però noi prima di entrare nella grotta, anche perché penso a breve succederà qualcosa che ci faccia uscire fuori, Più che altro voglio vedere se il computer regge. Perché a parte il primo caricamento non ha dato tanti problemi, Allora, noi scendiamo giù, gira pagina. Oh no, è tutto buio. Caspita, che atmosfera cupa. Però mi piace l'acustica. Avanti Giotto, amico mio. Il tuo impavido bagliore illuminerà il cammino. Allora, andiamo Tu ti avanti. sensi? Il tuo impavido bagliore crea una luce attorno a tutti. Allora, stanzetta segreta. Una leva. Io continuo a dare botte. Problemone, papà. Penso che abbiamo aperto il passaggio. Agli aspetta. Fermi. Di qua, di qua. Oh no, questi sputano. C'era qualcos'altro qua in Questi alto. sputano le lama. Aspetta che lì sopra c'è qualcosa. Aspetta. Lì sopra c'è qualcosa. Mi serve un doppio salto per arrivarci. Ubisoft ha annunciato che Rayman sarà sbloccabile in Astrobot. Questa è buona. Oh, figata. Questa è buona. Questa è una bella figata. Giotto esplorò l'antro insidioso. Che purtroppo loro sono impegnati a prenderlo in culo a sangue col sabbione. No, ma che dici? Allora più. Ma che dici? C'è sempre un loro, già ma... Vedi che stabbione. Come capo bastone. Come oggi mentre facevo discussioni con una persona. Voi dovete capire, voi dovete aprire... Voi chi? Scusate. Non tutti. Va Il bene, mondo. va bene. Guarda un po', abbiamo attraversato il fiume. Andiamo avanti. Droga. Intanto abbiamo risolto il problema del ponte. Altri oggettini? Salve. Ci incontriamo di nuovo. Vuoi dare un'occhiata alla mia selezione? Potenziamento lancio spada. Yacht ora può colpire più nemici con un singolo lancio della spada. Prendi. Prendi. Ne abbiamo il lancio potenziato. Ci garba. Se ci fosse altro qua dietro, ma ahimè no. Tanti libri a terra. Wow, quanti libri. È davvero inquietante. Ma bello da vedere. Tanto io prendo tutto perché abbiamo due abilità grosse da sbloccare e servono un bel po' di lampedine. Questi libri erano stati impilati di proposito. Enormi pile di libri. Intanto combatto.
alla peppa la spada lanciata adesso quanto danno fa. Spadanco hanno. Addirittura lo prendi pure più di una volta così. Mo sei Kratos. Allora, oh, aspetta. Vabbè. Allora. I libri impilati bloccano la strada. Ma se i libri fossero sparsi, riusciresti a passare. Grazie, Il Barballonetto. culo non lo No, vuoi pigliare. non penso abbia detto pure sta cosa. Ah, Harry. Questa è l'assistente grande. Allora, io penso che se prendo questa chiave succedono i cazzi e mi sembra giusto. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ok. Minchia, il lancio potenziato, mamma mia. Allora, noi abbiamo la chiave. Dai, dai, che adesso esce l'assassino e Ubisoft si riprende, dai. Allora, a questo punto noi possiamo usare la chiave qui. I fogli erano sparpagliati a terra. Noi questo lo sganciamo. Togliamo impilati. E a posto. E se mettiamo i fogli erano impilati a terra? Giusto. Quindi noi possiamo prendere qui. E penso... Te lo devi portare dentro. Allora, aspetta. Ah, ok, no, no, pensavo servisse questo qua per prendere questo. Bergamotto. Ah, spoiler. Lì c'è un mondo di dolcetti? Il mondo ce la paio. Va bene, va bene. Ma questo penso non ci serva a niente. No, dobbiamo metterlo effettivamente là dentro. Quindi, aspetta. Vai. Ragazzi, voi comodi, Mi raccomando, non vi preoccupate. Sì, loro Fate fissano. niente. A posto. Quello sciocco di Giotto avrà quello che si merita. È giunta l'ora, dannato scudiero. Torbjorn. Oh, ok, è un po' inquietante. Un po' sì. Tanto perché se ne trovano abbastanza facilmente, quindi anche perché comunque credo non ci sia voluto poco per farlo, visto che penso sia tutto comunque disegnato Sì. e fatto su misura, Oh, quindi è qui che tutto ha inizio. Un luogo storico non è una casualità. Ah? Paura, FIFA Potter. Bene, ciao e arrivederci, immagino. Non ho idea di chi fosse, ci sono tante stranezze da queste parti. Comunque, eccoci arrivati a Torre del Tomo. Sembra che Malgrugno sia ancora lassù sul tetto. È tempo che l'impavido scudiero si occupi di quel viscido. Si va. Noi resteremo qua giù, amico. Non vogliamo intralciare il tuo stile. Questo è uno di quei momenti drammatici ed eroici, sai? Nel bel mezzo della resa dei conti non vorrai mica che due imbranati come noi siano lì a bighellonare sullo sfondo. Niente affatto. Resteremo qui a bighellonare. Ma faremo il tifo per te fino alla fine. Bighellonare e fare il tifo. Gioco. Questo è più nelle nostre corde. Vai a prendere quel babbeo. Poi oggi c'è una massa muscolare di 8 miliardi. Sì, sì, poi noi ci trasformiamo, Non hai quindi... bisogno di niente tu. Allora, ragazzi, ci vediamo dopo. Quindi il personaggio che era qui, bisogna capire un attimo chi è e che cosa vuole. Jot made his way up the steep steps.
Ah! Lo scudiero, l'impavido scudiero. Ti stavo aspettando. Sono così felice che tu sia arrivato a Torre del Tomo. Ti potresti chiedere cosa ci faccia Malgrugno qui? Beh, ho avuto il presentimento che avrei potuto trovare qualcosa di interessante in questa vecchia torre. E qualcosa di interessante in effetti l'ho trovata. Un libro. Era nascosto in una camera molto segreta, perché questo è un libro molto speciale. Il titolo di questo libro molto speciale è Departure di Alan Wake, l'impavido scudiero. Già, proprio così. Questo libro parla di te, di me e di tutti quelli che vivono in questo dannato reame. È la storia delle nostre vite. Ecco, a quanto pare il nostro reame di Mojo è soltanto un'ambientazione in un libro di favole. Ta-da-da-da. Difficile da credere, eh? Te lo assicuro, è vero. Quella che ho qui è una copia di quel libro di favole, un libro in un libro. Ho letto il libro, è molto interessante. Tu e quella streghetta vi avventurate per il reame, incontrate il troll di montagna e vi fate strada fin qui per affrontarmi. In effetti ho letto anche più avanti, fino a questo capitolo. Ho visto cosa succede dopo. Combattiamo qui sul tetto. Hai qualche idea su come va a finire? Altri cazzotti? And so, the bloody squire once again defeated the wretched wizard Humgrum. Ok. Tu vinci, come sempre. Sai, questo libro fa parte di una serie e in ognuno di questi libri tu vinci. Ogni singola schifosa volta. Perché tu sei l'impavido scudiero, l'eroe di questa storia, il ragazzo che non può commettere errori. Sempre vittorioso, persino nelle storielle che scrivi, così amate da tutti. È irritante come una zanzara nella mia vita. Giacca. Nella mia giacca. Ah, nella mia giacca, sì. Sì, è proprio una metafora adeguata. Mi sta un attimo Non ti strozzato. preoccupare, non ti preoccupare. Adus non se ne vuole andare, scusate. Invece io sono il cattivo, il mago senza talento che non fa mai niente di giusto, destinato a essere battuto per sempre. O almeno così è stato finora. Ma forse non deve andare sempre così. Forse anche Malgrugno può avere un po' di gloria per una volta se l'impavido scudiero dovesse essere strappato via dal libro. Se dovesse essere cacciato. Oh no, c'è un problema.